difesa. Questa è la formazione della Montegrappa. Inizierà con Elia Pagnan sul punto di lancio, Pietro Ferraro catcher, Francesco Venneri in prima base, Filippo Oliviero in seconda base, Ciscato Samuele terza base, Tommaso Destro interbase, Carlo Daniele esterno sinistro, Niccolò De Poi esterno centro e Thomas Baggio esterno destro. Mentre per Rovigo inizierà poi la sua difesa con Stefanelli seconda di lancio, Maran catcher, Capellaro prima base, Zilli seconda base, Bosello terza base, Corsi interbase, Pilati esterno sinistro, Leone esterno centro e Fagioli esterno destro. Le squadre si stanno preparando per entrare in campo. Quindi inizierà Stefanelli sul punto di lancio per il Rovigo. Sta disponendo in campo il Montegrappa. Tutto pronto per l'inizio. Inizia la partita con Pagnan al lancio, prima palla Ball,
seconda palla a strike, altro strike sulla girata a vuoto. Colpisce la palla, viene raccolta al volo da Francesco Venneri in prima base, quindi primo eliminato. Numero 13 Corsi per il Rovigo nella box di battuta. Prima palla alta, ball. Colpisce la palla raccolta da Tommaso e viene eliminato anche il numero 13 da una buona azione fra Tommaso Destro e Francesco Venneri, quindi assistenza 5-3, secondo eliminato. Numero 2 Stefanelli, prima palla strike, girata a vuoto, altro strike, palla alta, ball, un ball, due strike. Colpisce una palla pop, viene raccolta da Filippo Liviero, quindi si chiude qua la parte bassa, la parte alta del primo inning. Nulla di fatto per il Rovigo.
inizia il parte bassa del primo inning e lì appena primo lancio ball. Altra palla ball. Un altro ball. 3 ball. C'è il quarto ball. Tommaso destro. Prima palla strike. E c'è la rubata su questo errore, rubata della seconda base, parte di Elia. Altro ball. 2-1 il conto. Fa ball, palla che esce, 2 ball, 2 strike il conto. Terzo ball, conto pieno. Palla alta, quarto ball, guadagna la base, Tommaso destro. Cisca, Samuele Ciscato nel box di battuta.
gambata di Tommaso Destro che riesce. Ball alla bassa. Grandissima legna centrale, purtroppo raccolta al volo. Eliminato anche Cisca, la palla preferita sull'esterno centro. Filippo Oliviero. Strike. Girata a vuoto, strike, conto pieno. Girata a vuoto e strike out anche per Oliviero. Non l'ho fatto neanche per il Montegrappa in questo primo inning.
Vigo Leone, prima palla a ball, altro ball, la palla esterna. Girata a vuoto, primo strike, 2-1. Girata a vuoto, strike, conto pieno. Strike out, eliminato il numero 72 Leone. Adesso è il 29 Bosello del Portugal. Favore, primo strike. Ball. Altro ball. Colpisce a palla e viene eliminato il 29 prima base. Da Filippo Oliviero che tira prima base. Su Penneri. Ball, primo lancio sul numero 44 Pilatti. Altro ball. Chiamato quello di questa palla. 3 ball. Strike.
off, ma dietro in base. Porta a casa la seconda base del corridore del Rovigo. Girato a vuoto, c'è uno strike. Colpisce una palla, raccolta anche questa qua e è eliminato anche il 49, sempre da Filippo Oliviero, che tira tranquillamente a prima base verso Francesco Venneri per l'eliminazione. Terzo eliminato, si chiude qua anche l'attacco del Rovigo nel secondo inning. Francesco Venneri alla battuta per questa parte bassa del secondo inning. Prima palla ball. Altro ball. Altro ball. Un palla che sfugge. 3 ball. Foul ball, primo strike.
quarto ball e porta a casa la base Francesco Venneri. Strike. Ball. Altro ball. 2 ball, 1 strike. Altro ball, palla alta. 3-1 il punto. Chiamata strana, palla molto bassa. Punto pieno. Strike, out, quindi eliminato. Microde poi. Tiro di rubata e si salva. Una palla che sfugge all'interbase. Uno strike per Nicolò. Ball 1-1. Altro ball. Tre uno. Quarto ball e porta a casa la base anche Nicolò poi. Un out, andiamo per il Monte Grappa, mentre c'è la visita sul monte del coach. Anzi c'è proprio un cambio lanciatore già nel secondo inning.
prossimo di lancio ho fatto corsi, sta fatto anche i lanci di riscaldamento. Ricomincia il gioco con il nuovo lanciatore Corsi e Caro Daniele 56 per il Monterappa nel porto di battuta. Prima palla strike, vediamo prima e seconda base occupate da Monterappa, girata a vuoto, c'è il strike. C'è il terzo strike, quindi viene eliminato anche Daniele, secondo eliminato. Pietro Ferraro, il topo, nel box di battuta. Finisce, palla sfugge e riescono a portare a casa le 3 basi in Monterappa. Ricomincia il line up. Elia Pagnan nella box di battuta, 2 out e basi piene per il Monterappa. Colpisce una palla ma molto alta e facile preda del prima base, quindi si chiude qua anche il secondo inning, sempre 0-0 il punteggio.
Terzo inning, sempre Elia Pagnan nel punto di lancio, numero 25 Faccioli nel posto battuta per il Rovigo. Foul ball, primo strike. Altro foul ball, palla che esce dal campo, 2 strike. Terzo foul ball, terzo strike, quindi lo strike out per Faccioli. Essere il numero 4 Zilli nel box di battuta. Strike, primo lancio su Zilli. Ball, palla bassa. Due ball, uno strike. Girato vuoto, altro strike, 2-2 il conto. Altro ball, conto pieno. Colpisce una palla che cade, raccolta dal pestano sinistro Daniele Calo, che porta a casa a prima base il battitore Zilli. Comincia le nappe anche per il Rovigo con Cappellaro. Tentativo di pick off ma torna in base.
altro gol. Colpisce, ma palla raccolta dal prima base Venneri che elimina il battitore e la seconda base arriva in terza. Palla che cade dietro di noi. Foul. Ball. Colpisce, ma no! Stato salvo e c'è il primo punto per il Rovigo. No! No, porca puzzola, perché ste robe? Riesce a rubare la seconda base, tentativo di pick off. Ricomincia il gioco. Due. Stefanelli colpisce, palla raccolta da destro che lo elimina. Terzo eliminato. Si chiude qua l'attacco, quindi 1-0 per il Rovigo.
parte bassa del terzo inning, Tommaso Destro nel box di battuta. Ball. Strike. Un ball, uno strike. Finisce una palla ma finisce in foul ball. Un ball, due strike. Ball, palla bassa, 2-2. Altro ball, conto pieno. Quarto ball, vai alla base Tommaso. Cisca, Samuele Ciscato nel box di battuta. Fugge la palla, tiro di pick off e porta a casa una base Tommaso. Il coach ha consigliato di tirare più lungo di prima. Prima palla ball. Strike. Uno il conto. Alla bassa ball. Finisce la palla, finisce in foul ball. 2-2 il conto. Fugge la palla, quindi conto pieno e porta a casa la terza base
Conto pieno. Favore. Palla alta, ball, e porta a casa la base anche Samuele. Dai Filippo! Filippo Oliviero. Vediamo l'ultima partita, ha effettuato un fuoricampo Filippo. Da 3 punti. Ricomincia il gioco dopo la visita del coach al lanciatore per il Rovigo, Filippo Oliviero. Ball, e c'è la rubata di Samuele in seconda. Colpito Filippo Oliviero su una gamba, quindi porta a casa la base. Francesco Venneri. Ball. Colpisce, ma una doppia eliminazione. Su casa base, prima base.
seconda visita. Oh, a rischio. Thomas Baggio. Ball. Strike. Ball. Altro ball, 3-1. Strike, conto pieno. Ciao. Girata a vuoto, c'è strike out. Si chiude qua il terzo inning, sempre 1-0 per il Rovigo. Cambio anche il Monte Grappa con Tommaso Destro che si avvia sul monte di lancio. Vediamo c'è
Cambia del Monte Grappa, quindi Tommaso Destro sul punto di lancio, Filippo Oliviero catcher, Samuele Ciscato prima base, Pietro Ferraro seconda base, Elia Pagnan interbase, Lorenzo Corrà celeste terza base. Gli interni mentre l'esterno. Leone per il Rovigo nel box una tuta. Girata a vuoto, primo strike. Qui c'è una palla che va in foul ball. 2 strike. Terzo strike, viene eliminato il numero 72 Leone. Tre lanci. La battuta del 29 Bosello. Girata a vuoto strike. Bravo. Ball. Girata a vuoto ancora, altro strike. Ciao Tommy. E terzo strike, eliminato anche il 29. Due eliminati. 7 lanci per Tommaso Destro. Altro mancino, i 44 Pilatti per il Rovigo.
Strike, primo lancio. Tommy, Colpisce una palla e va in foul ball. ciao Tommy, 2 strike. Esce una palla che finisce in foul ball vicino alla rete. Sempre 2 strike il conto. Ball, primo ball, un ball, 2 strike. Colpisce una palla e porta a casa la prima base. Ball, palla che sfugge, porta a casa la seconda base. Ha battuto il 49 Maran per il Rovigo. Un ball. Altro ball e altra base rubata. 2 ball. Strike. Ball. 3-1 il conto.
colpisce e viene eliminato. Grande, buonissima eliminazione. Quindi nulla di fatto, non entra il punto. Sempre 1-0 e tra poco ci sarà l'attacco del Montegrappa. Parte bassa del quarto inning con Nicolò De Poi nel box di battuta. Prima palla strike. Ball, secondo lancio 1-1. Strike, palla interna, un ball, 2 strike per Nicolò. For ball. Altro strike, viene eliminato Nicolò. Carlo Daniele nel box di battuta. Palla alta, ball. Altro ball, palla alta.
altro ball, 3-0 il conto. Quarto ball, porta a casa la base Carlo, Daniele, Pietro Ferraro nel box di battuta. Ball. Ball 1-1. Girata a vuoto, strike, un ball, 2 strike per il topo. Strike, viene eliminato anche Pietro e ricomincia la line-up della Montegrappa con Elia Pagnan. Prima palla ball. Seconda palla cade a terra e porta a casa prima base Elia e la seconda base con Daniele Carlo. Tommaso destro alla battuta. Colpisce e viene eliminato Tommaso in prima base. Si chiude con questo quarto inning, sempre 1-0 per il Rovigo il punteggio.
sembra qualche cambio fra gli interni. Vediamo, c'è quinto inning, Tommaso destro, monte di lancio. Prima palla ball sul numero 25 Faccioli. Altro ball. Strike. Strike. Ciao Tommy. 2-2. E il cielo non entra. E terzo strike. K looking. Primo eliminato. Numero 4 Zilli, post battuta per il Rovigo. Bunt e viene eliminato anche il numero 4 sul tentativo di bunt, raccolto sempre da destro con un buon tiro sulla prima base. Secondo eliminato. Comincia la line up del Rovigo, numero 62 Cappellaro.
ball. Girata vuoto, strike. Due strike. Alla alta, ball. Un ball, due strike. Girata a vuoto, foul ball, la palla sfugge e porta a casa la prima base il numero 62 Cappellaro. Numero 13 Corsi, box battuta. Foul ball, primo strike. C'è la rubata della seconda base. Un ball, uno strike. Strike, una curva, un ball, due strike, due eliminati. Colpisce una palla altissima e porta a casa il secondo punto, il Rovigo, su questa battuta alquanto strana. Stefanelli nel box
battuta ma rientra in base. Fugge la palla molto bassa e arriva in terza base, un rigore da Rovigo. Foul ball, strike. Uno il conto. Fugge la palla e porta a casa il terzo punto il Rovigo. Due ball, uno strike il conto. Colpisce una palla che è valida, rimasta sulla linea. Chiamata a foul ball dall'arbitro la palla. Quindi 2-2 il conto. Girata a vuoto, c'è strike out e si va al cambio. Punteggio di 3-0, 2 punti guadagnati per il Rovigo in questo inning.
valsa del quinto inning che inizia con il Cisca nel box di battuta. Prima palla strike. Seconda palla strike. Strikeout eliminato. Filippo Oliviero. Girata a vuoto, strike anche per Filippo. Ball. Foul ball, palla in esterno destro, un ball, due strike. Colpisce, la palla viene raccolta dalla terza base e elimina anche Filippo in prima. Palla ball su Lorenzo Corrà, celeste. Colpisce una bella palla e viene raccolta al volo, eliminato anche Lorenzo Corrà. Si chiude qua il quinto inning, sempre 3-0 per il Rovigo.
sesto inning che inizia con uno strike di Tommaso Destro sul 72 Leone. Polli. Ball. Una palla che è preda di Samuele, quindi eliminato il numero 29 Bosello. Eliminato da Samuele in seconda base. Secondo strike. Oh boy. Ball. E strike out, girata a vuoto, terzo eliminato. Siamo alla parte bassa del sesto inning.
Monta 3,5 lira alla battuta per il Montegrappa in questo sesto inning. Ball, palla alta. Altro ball. Altro strike, strike ball. Esterna, ball. Il conto. No! Colpisce la mazza, la palla altissima. Foul ball. Ball, strike. Palla molto bassa, chiamata comunque strike. Eliminato Giovanni Mezzalira. Nicolo De Poi. Strike. Altro strike. Ball. Altro strike con una curva. Eliminato anche De Poi. Brian Palermo nel box di battuta.
ultima possibilità. Una palla ball. Palla alta, ball. Girata vuoto, strike, 2-1 il conto. Strike, 2-2. Strike out, eliminato anche Palermo. Si chiude qua il sesto inning, si va al settimo inning, settimo e ultimo inning per provare a raddrizzare questa partita per il Montegrappa. Settimo inning, destro sul monte di lancio e il Rovigo Maran colpisce una palla profonda e butta nella prima base. Maran. Cappetta. Chiamato Bolk al vaso destro sull'uscita. Seconda base guadagnata per il Rovigo.
ball. Strike. Girata, strike, e c'è la rubata di terza base. Un ball, due strike. Four ball. E strike out, eliminato. Alla battuta numero 48, Pavarin. Strike. Altro strike. Four ball. Due strike. Strike out, eliminato anche il 48. Deve essere il 34 forse. Ball. Strike. Four ball. Altro strike. Due il conto. Match importante questo per Tommaso. E girato a vuoto, strike out.
Si chiude parte alta del settimo inning, ora l'ultima possibilità per il Montegrappa. Parte bassa del settimo inning, quella Gabo Giovesan in battuta colpisce una palla e viene eliminato al volo purtroppo il Gabo. Elia ball, primo lancio. Palla molto alta, viene eliminato anche Elia al volo. Da Tommaso Destro. Prima palla strike
secondo strike. Ball. Un ball, 2 strike. Palla alta. 2-2. Ball, conto pieno. Colpisce una palla, eliminato il volo anche Tommaso Destro e si chiude qua la partita con Rovigo che spugna il campo del Montegrappa Kraus per 3-0. Prima sconfitta stagionale per il Montegrappa. Complimenti a loro. Chiudiamo qua questa diretta, prossima partita prevista per il 21 giugno a Vicenza contro il BSC Vicenza. Sì. Appuntamento alla prossima.